Ultima puntata di Prove Tecniche, che è stata una trasmissione che insomma un suo spazio se l'è trovato. Perché? Perché la politica deve misurarsi, dobbiamo misurarla tutti quanti, dobbiamo vedere che cosa ci raccontano, perché il prossimo anno ci sarà, come dire, la battaglia finale. Allora, ultima puntata di Prove Tecniche con Massimo Blasoni, consigliere regionale del PDL, imprenditore, poi leggeremo anche qualche numero e vedrete che è una cosa seria. E niente, io avevo cominciato nel corso di presentazione rapidissima nel telegiornale dicendo che è quello che ha uno slogan abbastanza preciso, dice: sono convinto che Onsel non sia imbattibile. Secondo me lui punta molto sul fatto che Onsel ha perso quei 20 kg e ha perso anche un po' di forze, è così? Ma sì, certo, li ha persi, ma non lo vedo particolarmente bellino, insomma. No, a parte questo, voglio dire... L'avvenenza non è il suo punto forte. No, ancora ma... di più adesso è sportivo. No, ma sì. Bravo, Gianfranco Leonardo, sì, questo. Buonasera. Ecco, no, ma voglio dire, il centrodestra sembra fare di tutto per non trovare una quadra rispetto a un competitor che deve combattere contro un personaggio assolutamente affermato, direi a livello cittadino e anche oltre, insomma. Ma guardi, è evidente che Udine ha faticato nel tempo a esprimere candidature, come dire, vincenti, e questo è un eufemismo perché in realtà ha perso negli ultimi anni in questa città, anche se è vero che il centrodestra di norma aveva una somma elettorale, una cifra elettorale più alta, e su questo occorre porsi delle domande. Però quando io dico che Onsel è imbattibile, esprimo una convinzione, cioè che ci sia una Che non è battibile. Che è imbattibile? È imbattibile. Che non è imbattibile, scusa, è un lapsus lingue, non è imbattibile, esprime una convinzione, come dire, legata al fatto che l'elettorato è cresciuto e quindi non basta. Udine, guardi, è stata la città dei sindaci, avvocati, professori universitari, mentre professionisti sì, ma esprimeva rispetto a Trieste, che magari aveva un proprietario di supermercati come di piazza nel sindaco, esprimeva una concezione, come dire, che aveva bisogno di legittimazione culturale qualche volta, però la legittimazione culturale non basta, bisogna saper amministrare. Onsel non ha amministrato bene l'università, perché i numeri lo dicono, e Onsel, secondo me, non ha amministrato bene la città. Uno parla con i commercianti, cammina per il centro e si accorge che c'è un dissenso profondo. E quindi vuol dire che Onsel non è imbattibile, ha un prezzo però, che è quello di trovare, come dire, una sintonia più ampia nel centrodestra e di andare oltre il limite dei partiti tradizionali. No, scusa un attimo, sì. Ma mi pare che abbia definito chi è il prossimo competitor. È Ioan, no? Adriano Ioan. Che devo rispondere che non sono più io il coordinatore cittadino, io sono prima un imprenditore, poi un consigliere regionale che darà una mano al PDL, al centrodestra e alle scelte che farà. Ma questa autocandidatura le piace? Non ho capito. Ma no, ma adesso... Io non voglio eludere la città, non piace. No, io non voglio. No, facciamo così, il lascito di Blasoni in città, perché l'azionista di maggioranza del centrodestra in città è il PDL. Il lascito mio sono i palazzi che ho comprato, li sto rimettendo a posto, li ho di politica. Ma la politica è anche questa. Guarda, io sono su Facebook come tutti. Provo a mettere messaggini di politica o a parlare del mio lavoro, delle cose che faccio, ma i like sono 3 volte tanti sulle cose del lavoro. I like sono i mi piace. Sì, mi piace, sì. Piuttosto che la politica. La gente non ama in questo momento la politica, il che non vuol dire che bisogna mimetizzarsi, ma bisogna pensare a una politica ma un po' neanche diversa. dare le dimissioni. Neanche dare le dimissioni. Invece non si lascia una città alla mercé altrui. ma non avete detto che il centrodestra che Blasoni era un ostacolo rispetto così. A 4 mesi dal voto. È una trasmissione bellissima, perché non la si lascia. Non è Blasoni, vero. A 4 mesi dal voto il coordinamento comunale è in mano a un sottufficiale. Il centrodestra che si ispirava a Thatcher e Reagan si ritrova con le caselle dentro. Vede, lei però in questo momento è espressione proprio della politica che non piace, e anche se non se la prende dal giornalismo che non piace. Oggi ci siamo visti, non oggi, dico in questi giorni, con Tondo, tutti i consiglieri regionali, a parlare del candidato di Udine proprio perché io mi sono dimesso. Udine veniva un po' lasciata in secondo piano perché non è il vertice massimo, non è la regione, perché molto spesso era persa. Adesso si è rimesso in moto un meccanismo, l'ho rimesso in moto io, ma anche con una considerazione. Io l'ho fatto tanti anni, non tantissimi, meno di quelli che si dice, però tanti anni, sono un uomo relativamente giovane ancora, è bene che vadano avanti altri, io però darò un contributo forte a dire anche delle cose, cioè
che dobbiamo uscire da queste dinamiche. Il problema non è soltanto chi si candida, il problema è che idea abbiamo per questa città. Alternativa alla città. Ecco, allora questa idea non può essere asfittica. Il Consiglio Comunale è il luogo delle istituzioni, ma non rappresenta più la città. Bene. È una provocazione. Anche perché quelli come Leonardo Duzzi dicevano che il blocco, il tappo rispetto a questa grande politica che esprime il centrodestra udinese era Blasoni. E quindi bisognava togliere questo tappo. Addirittura bisognava candidarsi perché... Nel dubbio l'abbiamo tolto. Ecco. Beh, io sono sempre stato il più votato del centrodestra, anzi il più votato fra centrodestra e centrosinistra. Credo di avere un forte seguito, però non credo di essere l'uomo che mette insieme. E poi guardi, adesso io ho la mente concentrata a 3 cose, se posso dirle. Una è la mia azienda. Quando penso che do lavoro a 1000 persone, penso che questa è una cosa seria. La politica è una cosa seria quando Sono costruisce, dipendenti del comune di Udine. non quando litiga. Sì, non quando litiga, invece la nostra politica litiga troppo. 2, credo che si possa dare un contributo, non sempre nello stesso posto, nella propria città si possa dare un contributo anche in altri contesti. 3, sto scrivendo un libro, una cosa in cui credo molto, che esprime un concetto. Imprenditori, impegnatevi. Quando trova il tempo di scrivere? Guardi, mi alzo molto presto la mattina, sono un grande lavoratore, questo senz'altro, Non c'è dubbio, però non c'è dubbio. mi lasci dire solo questo. Sono convinto di una cosa, la politica va in parte deprofessionalizzata. Avendo fatto il consigliere regionale mi chiedo se abbia senso che ci siano consiglieri regionali che a tempo pieno fanno il consigliere regionale. Vorrei una società fatta un po' più di gente che continua ad avere un lavoro, che ha dimostrato di avere un lavoro, e soprattutto vorrei che gli imprenditori, quale io sono, non schiumassero rabbia nelle assemblee di Confindustria, di Confartigianato, ma partecipassero alla vita politica. Perché? Perché la burocrazia non si cambia, le istituzioni non si cambiano, se non arriva questo grande elan vitale, adesso le rispondo, questo grande slancio vitale che esprime l'impresa. Guardi, se io guardo l'emiciclo del Consiglio regionale di Friuli Venezia Giulia, lo dico francamente, il numero delle partite IVA è bassissimo. Le persone che sono abituate a combattere ogni giorno con le difficoltà connesse alla propria azienda, a creare lavoro, sono pochissime. Se abbiamo dei politici che sono il 90% ex impiegati pubblici, con tutto rispetto, dipendenti del pubblico impiego, se preferisce questa locuzione, io credo che non riusciamo a cambiare questo paese. L'errore di Berlusconi è stato quello di contornarsi eccessivamente di chi non aveva il tempo giusto per cambiare le cose. Prossima data del Consiglio regionale, così tanto per la prossima seduta? La prossima seduta, a memoria non lo ricordo, io presiedo il 29 gennaio. Sì, io però sono Le pare un mese di vacanza? No, è una vergogna. Io sono l'8 di gennaio a presiedere il comitato ristretto che farà una nuova legge sulle piccole imprese. No, farà una nuova legge sulle microimprese, perché nessuno in questa regione ci aveva pensato. Le microimprese sono il numero maggiore. Senta, io voglio chiudere questo discorso che poi ha come riferimenti Johan piuttosto che altri. Il fuoco amico è un male pernicioso. L'ha scritto nell'ultimo comunicato. Cosa intendeva dire? Che il grande problema del centrodestra... Che è un incompreso. No, il grande problema del centrodestra è che fatica a mettere insieme le persone. Lo fa a livello nazionale, perché i moderati sarebbero la maggioranza in questo paese e Monti non ha riconosciuto la proposta che gli veniva fatta dal Partito Popolare Europeo da Berlusconi, lo fa in piccolissimo, lo fa anche in città come Udine. Poi c'è troppa politica di ancien regime, se vogliamo, troppo abituata alle macchinosità della Prima Repubblica. Non è un problema anagrafico, lo dice uno che insomma vecchio non è proprio un problema di attitudine. Abbiamo bisogno di una politica che si pone come primo obiettivo fare concretamente. Guardi, dico solo una cosa ancora. Se io penso alla burocrazia e alla politica connessa alla burocrazia, penso a un concetto di tempo dilatato che rinvia le cose. Se penso alla politica come dovrebbe essere, quella di imprenditori impegnatevi, penso che domani mattina bisogna fare. Subito. Senta, io mi sono appuntato una serie di nomi qua. Johan. Cosa le viene in Ma lei c'ha un mantra, è una fissa questa. No, ma lascia perdere che il mio mantra... direttore si è innamorato. Scusi, direttore. Sta lanciando la campagna elettorale. La sesta volta. Il mio mantra è molto articolato. Johan, cosa le fa venire in testa? A proposito dell'ancien regime. Ma mi fa venire in testa un caro amico che era coordinatore della Democrazia Cristiana quando io nel movimento giovanile mi ci avvicinavo. Mi viene in testa per esempio un altro mantra, Enrico Bertossi. Cosa viene in testa? Ma uno che aveva azienda e non ce l'ha più, io rispetto chi lavora. Uno che si è innamorato della politica fino al punto di lasciare l'azienda che aveva costruito il padre, questa è una cosa che non avrei... Mio papà mi ha lasciato magari un po' di cultura perché la mia azienda me la sono costruita da zero, però ecco, me l'avessero lasciata, me la fossi costruita, no, lasciare il lavoro per la politica è un errore. Ecco, per esempio mi viene in testa Lorenzo Biasutti.
Carnede, chi è tantissimo. costui? No, anzi, ma lasciamo il Manzoni, è tantissimo che non lo vedo, lavora a medio credito mi sembra, ma non lo so, lo però vedo. era uno della covata una bravissima persona. Mi viene in mente Loris Michelini, vede che non era un mantra, che era un mantra un po' più... ma io ho 6 volte gli altri una, vince 6-1, 6-0, 6-1. Loris Michelini è una bravissima persona, tanti amici che sono espressione però della politica. È un buon democristiano Blasoni, dai. No. No. Ho detto su Bertossi cose al limite della querela. È la sua radice questa, no, io credo, ma io ero di Forza Italia prima che nascesse, secondo me. Mi guardavano male perché avevo uno dei primi telefonini in Consiglio Comunale, eletto a 25 anni, votatissimo. Ma 250 preferenze? No, 1423 preferenze. No, guardi che riprendesse qualcuno dei giovani di oggi le preferenze che ho preso io. Invece li vedo come Anzolini che mirano ad andare in Parlamento, non hanno lavorato un giorno alla loro vita. Gli voglio bene, però essendo un papà dico, come posso fidarmi di uno che non è ancora andato a lavorare? Le prendesse quelle preferenze? No, non lui in particolare. Le ha prese? È in Consiglio Comunale ma le ha prese? Sì, 160 voti. Vabbè, ma allora c'era la preferenza multipla. Sì, ma appunto, ma lei scriveva il numero, adesso si scrive il nome. Divida per 2, 1423 fa 700. Sì, ma si scriveva il numero. No, caro. Io, comunque, amico mio, 700. Se vuole glielo dico. Ne ha preso anche 900 la volta successiva, ne avevo 30. Vabbè. Ma questo è un dettaglio, insomma il concetto era ben ma chiaro. Ma le ha prese? Dai, vede che era un mantra, ma io voglio bene, su cui si poteva lavorare. Voglio bene a Fabrizio Anzolini. Sicuramente. Noi dobbiamo puntare al ringiovanimento della classe politica, dobbiamo puntare a gente che abbia anche dimostrato di lavorare. Cioè io dico, lei può credere a qualcuno che non lavora? Io no, ma questo lo dico di 3/4 della politica Perciò, italiana. agganciandomi un attimo al direttore, Alberto Bertossi poteva essere un buon candidato? No, secondo me no. Bene. Sì. Punto. Eccoci, siamo alla prossima domanda. Ma la questione del Consiglio regionale è interessantissima perché Blasoni forse hai fatto una domanda, adesso sei passato al Consiglio regionale. Esatto. Abbiamo chiuso l'amministrazione udinese. Mi ha chiuso? No, pensavo che decidete voi. Il ricambio generazionale era un altro punto che mi ero fatto. Eccolo, no? pronto. E volevo chiedere appunto a Blasoni quando è scattata questa molla, perché di fatto è stato uno dei più giovani a entrare nelle istituzioni, nei palazzi, eccetera, eccetera, ma di fatto è sempre stato uno che, bene o male, come dire, non ha forzato la mano. Invece, parlando di ricambio generazionale, ha, come dire, fatto lo strappo. Ecco, questo volevo dire. Quando è arrivata questa cosa? Come è arrivata? Ha fatto lo strappo... Lo strappo nel senso di dire, adesso mi prendo in mano le cose e comincio a dire che, per esempio, i consiglieri regionali devono essere 30 e non 60, i soldi bisogna guadagnarseli, eccetera, eccetera. Le partite IVA, quelle che ha appena detto, le partite IVA in un consiglio regionale sono troppo poche. Ecco, questo volevo dire. No, ma questo l'ho detto in consiglio, andando fuori quando il consiglio indirettamente votava un aumento di 300 euro, siamo usciti io e Novelli a rischio di non ricandidatura, l'ho detto facendo una battaglia forte su questo, ma non perché avessi bisogno di qualche voto in più, ma perché poi uno che matura... Che tempo era? Cos'era l'estate di quest'anno? Sì, era più o meno l'estate di quest'anno. Uno matura delle scelte, quindi lei prima mi ha chiesto della Leopoldina, non me lo sono dimenticato. No, lo so. C'è bisogno di mettere in moto una dinamica di cambiamento. Wow, che brutta locuzione appunto in politichese. No. La gente, però c'è il cambiamento, questo è un'asserzione, come dire, di cui tutti si riempiono la bocca. E secondo me deve passare attraverso 3 regole. La prima è: dimmi cosa hai fatto nella vita, ma non è che devi per forza aver fatto l'imprenditore, no, per l'amor di Dio, sei un bravo professore universitario, sei un bravo operaio, però dimostrami di aver lavorato. La seconda, c'è un limite di mandati e deve essere rigorosamente rispettato, il limite di presenza in uno stesso consesso. Perché 3 e non 2? Perché 3 e non 2? Perché 1 e non 3? Non ho capito la domanda. In che senso? In regione sono 3. Lei ha proposto alla Leopoldina 3 mandati, il limite. Ma mi sembrava un periodo ragionevole, ma se lei mi vuol spingere ad alzare l'asticella, le dico 2. Mi rendo conto che dopo 10 anni in Consiglio regionale uno larga parte di quello che doveva dare l'ha data. Quando vedo amici che sono lì da più di 20 anni mi chiedo se vengano vogliosi, dico, a quell'esperienza o alla fin fine sia diventata un lavoro. Andiamo a nozze Blasoni, perché ho 3 cose per lei straordinarie. Prego, direttore. No, i 30 consiglieri, che io ho anche polemizzato con Simone Bressan rispetto a questa riduzione troppo drastica. Invece lei ha cavalcato questo tipo di... Ma non solo, quello che sto scrivendo, secondo me in realtà commettiamo un errore, quello nell'aver reso professionale il ruolo del consigliere regionale. Perché la dico in 2 parole: Parlamento della Repubblica lasciamoli fare i parlamentari perché insomma sono le leggi dello Stato, ma mi chiedo, in un'epoca di bassa spesa pubblica ha veramente senso che ci siano 900, se non vado errato, consiglieri regionali italiani che di mestiere fanno quello?
Ma siamo onesti, noi andiamo in Consiglio regionale, se non ci sono mesi particolari, 3-4 giorni a votare le leggi, e più abbiamo le commissioni. Uno segue una commissione e va 2 giorni, sono di più. Allora, è ragionevole, come avviene in altri paesi, uno possa invece continuare a fare il suo lavoro, come avviene nel Consiglio provinciale, e va a votare le leggi, dividendo rigorosamente legislativo da esecutivo. L'esecutivo, gli assessori, no, anzi 10 meglio di 8 e 14 ore al giorno, gli altri continuano a fare il medico, l'infermiere, l'operaio, l'imprenditore, vanno a votare le leggi. Sono veramente, qua non si tratta di riecheggiare l'agorà greca, no, ma sono veramente sarebbero veramente espressione del vivere comune. E invece no, che succede? Che l'uno ante di ogni legge, come diceva qualcuno, diventa io come resto qua, e questo non va bene. Franco, vai con le tue... Sì, no, è interessantissimo, ma l'ufficio di presidenza della regione, al quale lei può accedere ovviamente, no, quando vuole, no? L'ufficio di presidenza della regione. L'organismo. No, perché avrà dei rapporti con i suoi colleghi, perché è composto dai consiglieri regionali. Sì, una rappresentazione. Sì. Basterebbe non ci vorrebbe molto, se lei facesse un ordine del giorno in cui dicesse, ragazzi, invece di togliere i 30, siamo oggetto di interesse da parte del Parlamento, perché non dimezzare gli emolumenti? Lei lo potrebbe fare domani. No, ma io guardi che non mi nascondo tutto. Questo sono assolutamente contrario a dimezzare gli emolumenti. Le spiego perché. Perché qui si tratta di deprofessionalizzare prima, ma non di fare della demagogia. Credo che le retribuzioni vadano ridotte, non dimezzate, ma che innanzitutto vada ridotto il numero. Vediamo se riesco a spiegarmi. 60 consiglieri regionali, sono 60 centri di spesa, 60 persone che vogliono portare al sindaco amico il loro contributo per fare una piazza che qualche volta non serve, 60 persone che sperano di lasciare una legge storica nel passato, nel palmarès di questa regione, 60 persone che non funziona, non si fa legislazione così. Lei venga, ma non nel nostro consiglio regionale, in tutti i consigli regionali, a vedere i lavori. 5 stanno seguendo quella legge, gli altri no. E le dico che se la seguissero in 60 non si farebbe nemmeno quella legge, perché questo vorrebbe dire un'attività pletorica. Di reinserimento, a cosa serve? Per esempio un dipendente del pubblico impiego, che lei prima li ha citati, no? Quelli che stanno lì in Parlamento, possiamo fare i nomi anche, non so, Baiutti, Moretton, loro hanno già un'indennità al momento in cui sono in un'aspettativa e quindi possono godere. Perché devono avere un'altra pensione anche da consigliere regionale, un vitalizio cosiddetto? Beh, sono convinto che questo non sia giusto. Si chiama indennità di reinserimento. No, un momento, due cose, no. Si chiama così adesso, non è che lo sappiamo. No, se lei parla del contributo, il bonus. Sì, quindi non il vitalizio, quella quantità di denaro che viene data per reinserire. Alla fine, il TFR. Esatto. Il TFR. Eccessivo e va ridotto. Cioè la mensilità moltiplicata per gli anni in cui rimane eccessivo va ridotto, ma non è che lo dico qua. L'ho detto con le prese di posizione, c'è un sito ancora sulla riduzione di questa politica, l'ho detto a rischio di non ricandidatura proprio perché vado dicendo queste cose. Però i miei colleghi mi rispondono, sì, ma tu dici così perché la tua dichiarazione dei redditi è molto alta e fai l'imprenditore. E io dico, no, dico così perché sono convinto da imprenditore che le cose non possano procedere in questi termini. Non tanto l'emolumento, che è alto ma non va dimezzato, quanto la capacità di dare risposte immediate. Cioè, le faccio ma solo lo fanno o non lo fanno? Esempio. Ma nessuno vuole questo. Solo un esempio. Hai provato lei? No, io non sono il più bravo, non sono, come dire, però ognuno parla per sé. Io posso dire per me che non lo voglio. Le faccio, guardi, un esempio, il più... semplice, banale. Sì, il più semplice, il più banale che mi viene in mente. 15 anni fa, se io avevo bisogno di una qualunque informazione, correvo a casa e le guardavo la Treccani. Se ero al ristorante dovevo aspettare di tornare a casa. Adesso Google lo frequentiamo tutti istantaneamente, immediatamente. Quindi la società è cambiata moltissimo. Le istituzioni no. Questo Consiglio regionale, queste istituzioni sono lo specchio di un paese che è cambiato, che i giovani non capiscono più e che va modificato. Tondo ha provato, secondo me ha fatto un'attività di riforma interessante, ma bisogna andare molto oltre. Ma non molto oltre nel senso grillino di sfasciamo tutto, dell'iconoclastia, no, molto oltre con un atteggiamento che è proprio quello degli imprenditori. Imprenditori, impegnatevi. Dobbiamo avere gente che va lì e dice al funzionario, al burocrate che gli risponde basta non si può fare, non si può fare, non si può fare, serve gente che dice invece sì, si può fare, da oggi si cambia. Senta, io non leggo tutti i messaggini che sta arrivando perché sono, come dire, di parte, dicono solo bene di lei e quindi... Non avevo avvisato nessuno, tranne la mamma ovviamente. Che salutiamo, però la possiamo salutare. Però io commenterei questo messaggino, questo sms che dice i partiti sono finiti, viva le persone oneste, perché secondo me coglie un po' come si dice, zeitgeist, lo spirito del tempo. È vero.
sì, sono finiti i partiti e le Weltanschauung e le visioni Ecco, chiuse le visioni del del mondo, però si punta alle persone. Sì, io direi oneste e anche efficaci e competenti. Qua il problema non è sbandierare, come dire, la verginità maggiore. Il problema è capire chi è che può mandare avanti questa benedetta regione, questo benedetto paese. Insomma, adesso io non è che voglio fare qui la critica a Monti, però riguardavo i dati del Sole 24 Ore, non i dati del giornale. Obiettivamente il PIL è in discesa, il rapporto PIL-debito è in discesa, ci sono meno mutui, ci sono meno denari per le imprese, c'è qualcosa che non funziona nel paese, c'è. Allora dobbiamo avere il coraggio di fare una rivoluzione liberale, ma questa è una formula trita e ritrita, dobbiamo avere il coraggio di dire si cambia marcia. Già provato. Ecco, allora a proposito di Monti, Già provato, nel 94. sono andato a vedermi Sì. le sue ultime cose su Facebook e lei dice: Monti, che dire, dopo la tua cura da cavallo il debito è comunque aumentato, la recessione eccetera eccetera. E c'è qualcuno che risponde: è deprimente vedere che i tesserati dei partiti non hanno un loro pensiero. In molti del PDL solo 2 settimane fa, quando Silvio ha offerto il posto a Monti, erano addirittura pro Monti. Assolutamente. C'è questo cambiamento continuo delle posizioni. Cioè adesso non allora, 2 cose. Allora. La posizione di Berlusconi secondo me è stata una posizione astuta invece, cioè Berlusconi doveva rioffrire a Monti la possibilità di fare il federatore, si era messo in disparte su questo, ha dimostrato che Casini, il suo partitino, voleva tenerselo e che Monti il federatore non lo voleva fare perché risponde evidentemente a logico o a un disegno diverso. Quindi io non vedo schizofrenia senile, vedo un atteggiamento astuto tanto che ha rimesso in moto le cose. Dentro il PDL ce n'erano molti che hanno guardato, quelli di Italia Popolare in particolare, con molta attenzione a Monti, ma nell'attimo in cui Alfano è salito sul palco a Roma e ha detto che se non ci fosse stato Monti ci sarebbe stato Berlusconi, ho capito che quella era la posizione prevalente, quella era la mia posizione di sostegno all'imprenditore Berlusconi. Certo, ho visto molti big nazionali che hanno fatto un'inversione a U, Ho capito. ma cioè, Senti tengono famiglia, questa tengono che famiglia. è simpatica. Dice: tutti vogliono portare al governo l'agenda e si sa che le agende le regalano le banche. Mi pare abbastanza Fantastico, molto consigli carina. regionali e Mi pare provinciali. abbastanza Molto, simpatica. molto carina. Mi Lei pare- prima ha detto, uno ci ha già provato, è vero, ma ripeto, l'errore di Berlusconi è stato di non far passare quell'idea di berlusconismo che invece aveva un contenuto positivo. Lei mi dica una cosa, nella nostra regione quanti con un profilo partita IVA ci sono che fanno politica? No, Gli imprenditori stanno dubbio. fuori, stanno a guardare chi ma, non vince. metto, ma potrei E il ribaltare la resto è- domanda dicendo che nell'immaginario collettivo un Oddio, immaginario imprenditore- collettivo, che brutti anche questi. No, ma non ha importanza. No, ma allora, dire, diciamo, gli anni 70. in generale, 30 anni il pensiero comune che corre tra gli elettori, Il tra i nuovo cittadini, comunismo si è chiama. il seguente. L'imprenditore che si occupa o si impegna in politica, come minimo deve guadagnare il doppio di quanto guadagna con la sua azienda. Punto. Se guadagna 10 con la sua azienda, se fa politica deve guadagnare 100. Perché deve? A me non interessa. No, mica Questo capita, a no, me non non è una interessa. regola È il pensiero. No, È il ma non l'ho pensiero. capita io, Perché colpa un mia. imprenditore è un imprenditore. Quindi un imprenditore, se Cioè, fa l'imprenditore va in politica, sa perché non scendono in politica gli imprenditori? Perché pensano, se sto con quel governo, domani mattina governa un altro, danneggia la mia azienda. Oppure, se sono lì, qualunque cosa faccio è sotto il riflettore e si guarda male anche quello che è trasparente. Ovvero, ma tanto non si cambia nulla, ovvero, oddio mio, chi segue l'azienda se io vengo in ma c'è politica? anche Montezemolo che si sì, vuole no, ma ci candidare arriva. adesso, Beh, vuole Montezemolo, correre. Beh, insomma, quindi mi è un pare livello che- più mi pare- presidenziale che imprenditoriale. mi Io pare parlo che della non ci media impresa. siano- Io invece dico, serve più media impresa, bisogna fregarsene di questo tipo di valutazioni, serve gente che domani mattina deve mandare avanti l'azienda, il negozio, la piccola attività artigianale, l'attività professionale, non gente che comunque è in aspettativa dall'impiego Senta, pubblico. risulta che moltissime Non solo, persone almeno. che avevano partita IVA si sono calate nei panni del politico e del consigliere regionale, hanno dimenticato la propria azienda e sono rimaste a poltrire Perché di là. la mia tesi è e questa, sono rimasti sono a troppo poltrire pochi. di là in consiglio Allora, regionale. guardi, le spiffero una cosa. In questo libro ho preso spifferi. tutti i consigli regionali italiani, i mestieri dichiarati e i mestieri effettivi. Quella piccola componente che dichiarava di essere partita IVA, 9 volte su 10 in realtà aveva chiuso l'azienda da mo'. E allora io cosa voglio dire? Ne servono di veri, di reali. Senta, Si vede subito. la se uno lo sintesi, Sono gli osannatori la a sintesi Cottimo. è estrema, però mi pare che è efficace. Io direi che chi lavora è giusto che venga pagato bene, anche in consiglio. Chi scalda la sedia a casa. Pare che sia abbastanza cosa. Finalmente, nuove idee. Peccato che sono tutti volponi. Non so se anche lei fa parte della categoria. Sarà simpatico vedere cosa si farà di concreto. Ci sono troppi problemi ammucchiati. Se vuoi impegnarti che la tua famiglia ti protegga, buon Nadal. Buon Nadal, beh, già passato. Che va insomma, sempre passato. bene, che va Fine. sempre bene. Però Nella Blasoni, gente, una cosa- nella gente c'è sia molto buon senso, Sì. sia il desiderio di
Berlusconi, 20 anni, ci ha rovinato. Che coraggio spudorato tornare in campo. Basta, con 2A. Questo non è vero. Blasoni, una cosa però interessante, facciamo i seri, a parte che l'abbiamo già fatto, lei è persona seria, intelligente e capace. Senta, mi pare che c'è una simmetria totale tra il suo pensiero e quello di Tondo rispetto alla ridiscesa in campo di Berlusconi. Tesi, se scende Berlusconi a livello nazionale, porta via voti a Tondo a livello locale. Ma chi è la tesi di Tondo questa? No, dico la tesi. No, per me no, io ho parlato con Tondo, non mi ha detto queste cose qua, però può darsi che abbia capito male io. Tondo vuole fare, per quel che ho capito, e poi lo spiegherà lui, non ha bisogno di interpreti autentici, vuole fare un contenitore più ampio di quello che è oggi il PDL e fa benissimo a farlo perché bisogna assolutamente aprire anche la società civile, cosa che peraltro anche a livello nazionale c'è un tentativo di fare, non credo ci sarà a livello nazionale pare che sia questa Forza Italia 2.0. No, ma parliamo di cose serie. Allora, Sport Insieme, io capisco che il mecenatismo è finito tanto tempo fa, però qualche frammento forse è rimasto. Di cosa si tratta? Velocissimamente. Ma in 2 parole è la sintesi di quello che ho detto prima, cioè mi spiego, Sport Insieme è un'associazione che ha messo insieme un certo numero di imprenditori che io ho promosso e che, come dire, contribuirà per quelle famiglie che hanno figli minori, che fanno sport e hanno delle difficoltà a pagare le rette, non c'è dei amici. Basta così. Sport Insieme però è molto difficile a livello di polisportiva. Com'è andata veramente la storia della polisportiva udinese? Perché io sono ingenuo. Ho fatto una bellissima società con Edi Snaidero e Giampaolo Pozzo, che peraltro stimo molto, però l'ho fatta convinto che si potesse rilanciare la pallacanestro e invece probabilmente qualche complessità c'era, però non dispero. Oggi sono presidente dell'UBI, l'associazione che mette insieme tutte le squadre di basket cittadino, 1500 ragazzini che giocano, torneremo anche al professionismo. Allora UBI e Udine, basket insieme, di nuovo insieme, ma voglio dire, com'è finita quella storia? La storia della polisportiva, con Rigotto che era presidente del Consiglio. Com'è finita? Chi non ha messo i soldi? Chi li ha messi? Chi non... Ho visto, guardavo i messaggini che ho mandato per Natale, mi sono accorto che non l'ho mandato a Giampaolo Pozzo e invece per Capodanno glielo mando. Va bene, anche perché è molto laico. No, c'è una cosa interessante prima che mi sfugga. Aspetta un attimo, prima che ti sfugga, l'SMS. Sono un elettore di centrodestra, ma non capisco come faccia lei a difendere il Cavaliere. Per me sta bluffando. Io o il Cavaliere? No, il Cavaliere. No, il Cavaliere, credo. Ma guardi, io ho una convinzione che probabilmente Berlusconi oggi non rappresenti la novità e questo è chiaramente una cosa evidente, però anche la convinzione che non ci fosse nessuno in questo momento che poteva raccogliere un'istanza dei moderati che fosse alternativa alla sinistra. Quel che mi chiedo è banalmente questo: ma ammettiamo che Monti e le liste collegate a Monti prendano il 15, il 20%, ma che cosa faranno poi? Dovranno per forza sostenere un governo Bersani. Io non credo che il Presidente della Repubblica possa riaffidare l'incarico a chi non ha vinto le elezioni. Dai tempi di Spadolini è passata molta acqua sotto i ponti. Quindi il mio dubbio è questo, che Monti corra il rischio di fare il soccorso bianco in luogo del soccorso rosso alla sinistra e che Berlusconi tutto sommato stia mettendo insieme, però deve avere il coraggio di cambiare. Con buona pace dei... Hai domande? Perché ho una domanda perché siamo pronti, perché la questione sanitaria a livello regionale è stata molto seguita attentamente dal consigliere Blasoni, soprattutto in queste circostanze. La riforma sanitaria, 3 aziende, un'azienda, il suo Screzia con Dalmas. Ma no, ma queste sono cose piccole di consiglio. Occorre riformare la sanità in questa regione. Non è già riformata? Occorre riformare, non è già riformata, perché lei forse si ricorderà, e non è un gioco di parole, che si trattava del riordino degli istituti, degli enti del servizio sanitario. La prima cosa quindi che si è fatta è ridurre il numero dei soggetti che operano. La seconda cosa che andrà fatta è condurre fino in fondo quella che allora sì sarà una riforma, facendo che cosa? Superando i doppioni. In una regione di 1.200.000 abitanti non possiamo avere 2 di tutto perché ci sono Udine e Trieste o 4 di tutto perché ci sono 4 province. Quello che io mi chiedo è, se dovessi essere operato, vorrei avere l'ospedale più efficiente possibile, diciamo a Udine o Trieste per me è uguale. Le aree di emergenza, dappertutto naturalmente, se mi sento male. Le liste d'attesa rimangono un problema enorme, su cui lo devo dire con franchezza, non è che voglio fare il primo da classe. No, ma lei feci una legge del suo, però. Sì, non lo stavo dicendo. Fui primo firmatario di una legge che non ha sortito gli effetti voluti. Perché? Perché abbiamo capito una cosa, che anche aumentare i volumi delle prestazioni non riesce mai a star dietro alla richiesta enorme di medicina difensiva che fa il medico di base. Cioè tu fai il medico di base, ha un dubbio, ti fa fare tutti gli esami. Qualche volta serve, qualche volta è uno spreco.
Sa che la Monfalcone c'è una campagna contro la chiusura dell'azienda sanitaria isontina? Sì, e questo ci sarà sempre, nel senso che se adesso le dovessi dire la verità direi delle cose che mi fanno perdere voti, cioè che 2 cardiochirurgie sono troppe, che forse sono troppe anche 2 università. Anche a Udine credo che però la politica... non le pare? Sì, a Udine sicuramente, i punti nascita, la Tisana e Palmanova e quant'altro. No, però, Udine, l'ospedale di Udine. anche in ospedale, Doppioni. però il ragionamento che faccio è questo. La politica deve avere un po' di coraggio. Qua non si tratta di guidare la società, di essere statisti e non si tratta di citare De Gasperi, però un minimo di coraggio anche nelle piccole cose bisogna averlo, qualche volta anche se la gente se la prende. Però l'obiettivo è dare migliore salute, non risparmiare. Se io dico che lei è ricco, sbaglio? No, lei non sbaglia, però io penso questo, che con un anelito... Voglio dire, non è una colpa, cioè. No, anzi... Penso, ho pagato più di 1 milione di tasse quest'anno, quindi... Utili crescenti vabbè. del 150% in 3 anni, dipendenti più 140%, spese personali più 93%. Questo è uno studio dell'Auser che mi pare pencoli da una parte che non... È vero, che non ma è la quando sua. ho letto... Ma gli ha detto Berlusconi di questi dati? Aspetta, fammi dire questa quando cosa. ho letto che una società di Udine veniva considerata, studio riportato dal Sole 24 Ore, Sì. che una società di Udine veniva considerata la migliore nel suo settore in Italia negli ultimi 3 anni, Vero. beh, ho detto, sono Quante contento, case in tutta Italia? 32, 1 migliaio di dipendenti, ma soprattutto partiti da 000, 2 compagni di classe. Per questo abbiamo fatto la legge sui giovani imprenditori, se ce ne sono che vogliono partire, Blasoni. gli dico partite. Un Per i giovani, assist per i giovani favoloso. imprenditori hanno un contributo fino a 40.000 euro. Sì, noi non avevamo niente, su 40.000 euro sono pochini, però ci si può provare. Certo bisogna fare cose nuove, non si può fare quello che cominciamo a fare noi 20 anni fa. Come mai le nuove idee di Berlusconi non sono state attuate nei decenni precedenti? Prima cosa. Lasciando al porcello un Berlusconi se n'è fregato del volere del popolo, vergognoso questo. Va avanti la nuova legge del PMI, sulle PMI proposta dal vostro ospite? Beh, 2 di politica più una PMI. concreta. Tre belle domande. Vuole l'ultima. Sì. Piuttosto che votare Berlusconi me sparo, basta. Beh, mi auguro che non arrivi a tanto, Non si basta spari, non attenda- votarlo. Attenda il 21 febbraio. Secondo me Berlusconi non ha rovinato il paese, non ha salvato il paese. Io credo però che sia necessario un approccio di questo tipo. Era bello l'editoriale oggi del Corriere. Serve un po' meno Stato in questo paese. Ecco, l'agenda Monti è molto per lo Stato. Io credo che l'idea di Berlusconi sia un'idea di riduzione della presenza dello Stato. Perché non ci è riuscito? Ma probabilmente, l'ho detto prima 3 volte, si è contornato nelle persone sbagliate, perché in questo paese è difficile governare, ma è giusto riprovarci. E togliere la patrimoniale. Assolutamente contro la patrimoniale. PMI? La legge su... PMI va avanti, alle 11 dell'8 di gennaio siamo lì e portiamo avanti una legge non solo sulle PMI, ma anche sulle microimprese, oltre che le piccole e medie. Le microimprese non sono solo le partite IVA, sono quelle fino a 10 dipendenti, in realtà la stragrande maggioranza. Nel 2008-2007 ha fatto una cena con 1.000 persone. Sì, erano anche Alla di più. fiera? Erano 1.300. Si pagava... C'era anche una tua fotografia con 7 Blasoni. euro. No, non si pagava C'era niente. anche una tua Non si pagava, fotografia sì, con sì. Blasoni. Ecco, E la rifarebbe? orgoglioso. È uno schiaffo alla miseria? È un... No, perché in quella cena lì c'era da Simone Bressan a altri 50 ragazzi che salutiamo ovviamente, mi ha Tutti ragazzi, dato giovani. lui i dati C'era anche naturalmente. Azzolini. C'erano 50 ragazzi che lavoravano gratuitamente e c'era uno spirito bellissimo. Ecco, una cosa contesto al centrodestra, dobbiamo imparare anche noi a fare le primarie, dobbiamo imparare anche noi qualche lezione di democrazia dal centro-sinistra, dobbiamo prenderla, però non possiamo lasciarli governare. Erano fatte Se le questo paese torna alla spesa pubblica, al debito, è un paese che perde e lì si va. Guardate, in Consiglio regionale, quando mi confronto con i colleghi del centro-sinistra, dico ma non ci divide molto. Poi cominciamo a parlare in maniera un po' più chiara di economia, di cosa fare con i soldi della regione e mi accorgo che, come dire, c'è un po' troppo Stato in loro più che in Monti naturalmente. Beh, lei ha aspettato una volta, ha fatto una sala d'attesa rispetto a Tonde di un paio d'ore, infatti gliel'ho detto, un imprenditore come lei non può perdere 2 ore in attesa di Ma invece io faccio... Senta, tante volte mi chiedono a questi sono casa no, perché per fai dire, politica? I Allora, tempi guarda, della politica, quante cose avrebbe fatto? Sì, politica, come dire, non la faccio per guadagnare, la faccio per passione. Faccio anche 2 ore di anticamera da Tondo, che è il mio presidente. Benissimo, ultima cosa, una chicca che Gianfranco ti stupirà.
Un quarto di secolo fa, il qui presente fu regista di un film che partecipò a Torino Film Festival. Si chiamava In nessun posto. Come si chiamerebbe adesso il suo film? Il regista? La domanda è bella. Una domanda no. Non si riesce a rispondere. Lo mandiamo a Paris Film? No, prima fate vedere sulla battuta. È vero che era un quarto di secolo fa, ma ero proprio un ragazzino giovanissimissimo. Esatto, Però fummo selezionati a un festival internazionale. Esatto. La seconda è... imprenditori impegnatevi, no? Okay. L'Italia ha le tasse più alte sul lavoro d'Europa. Dobbiamo fare gli auguri di fine anno. Fine anno ai nostri amici fedelissimi peraltro, Fedelissimi, dagli peraltro. ultimi dati che abbiamo Noi dobbiamo ottenuto. dire che questa trasmissione, come dire, è stata apprezzata. La trasmissione dell'anno, dai. Ma no, vabbè, adesso non esageriamo. È stata apprezzata soprattutto perché anche chi viene qua si mette in gioco molto volentieri, senza, come dire... Facciamolo dire dall'ospite. Allora, che da uomo anche, come dire, di comunicazione, non come loro, però è una bellissima trasmissione, forse la politica in Friuli Venezia Giulia viene interpretata anche dai giornali in maniera un po' troppo seria. Intendo dire, non c'è quella parte, come dire, un po' più frizzante che questa trasmissione porta. Venite auguri, soprattutto a Blasoni per quel che ha buon detto. anno a Blasoni, buon lavoro. Auguri a tutti quanti, auguri da San Silvestro. Da prove tecniche, ma prove poi tecniche. stiamo studiando una cosa perché adesso entriamo nel fisso, no? Del par condicio. Finite le prove tecniche. Finite le prove tecniche, ma torneranno, no? Certamente. Intanto c'è questa parentesi della par condicio, Scalfaro, si ricorda Scalfaro? Mi ricordo tante Arrivederci. cose. Va bene, ci rivedremo ancora. Intanto auguri, grazie a tutti e grazie a Blasoni. Buonasera. Tanti auguri.